Noi Veneto, indipendenza con Zaia, questo perché molti dei gruppi, la gran parte dei gruppi che sostengono il percorso verso l'indipendenza del Veneto hanno deciso di unirsi, rinunciando ciascuno a una propria peculiarità, per fare insieme al presidente Luca Zaia un percorso che va sulla strada virtuosa, come è stato spiegato anche nella conferenza stampa, verso la strada virtuosa che porta all'indipendenza. Sarà una strada lunga, non sarà facile, sarà irta di ostacoli, ma noi siamo qui per fare in modo che l'azione amministrativa di questo Consiglio regionale vada anche in quella direzione. Altri indipendentisti invece vogliono presentarsi da soli, dicono che comunque Zaia è legato ad un partito come la Lega Nord che ha una dimensione nazionale o quantomeno diciamo di tutta quella che è chiamata la Padania, insomma, e quindi naturalmente il Veneto non comanda in questa realtà. Ma mi sembra molto la storia della Volpe e l'Uva, visto che anche altri movimenti che ora vanno da soli hanno cercato di avere un'alleanza in qualche modo con Zaia. Diciamo che la verità è un'altra. In alleanza con Luca Zaia il percorso verso l'indipendenza del Veneto può arrivare a compimento, può fare dei passi avanti, ripeto non sarà una strada facile ma può arrivare a compimento. Fuori da questa dicotomia Zaia-Moretti non c'è purtroppo spazio per nessuno, auguro comunque a tutti un buon successo. Secondo lei quale sarà la roadmap? Se diciamo, ci sarà la vittoria di Zaia, che cosa succederà poi? Quali tempi si potrà arrivare all'autonomia ed eventualmente all'indipendenza? Ma noi confidiamo che certamente nell'arco di questa legislatura regionale possa trovare compimento il programma, il progetto che noi abbiamo proposto per primi, quello di celebrare il referendum per l'indipendenza. Chi sogna di dire oggi si vota e domani si dichiara l'indipendenza del Veneto sta vendendo dei fumo ai veneti. Bisogna essere seri e sapere, come dicevo prima, che il percorso passerà anche attraverso una serie di tappe intermedie che presenteremo, non vogliamo dirlo adesso perché come ha detto il Presidente Zaia il programma verrà presentato nell'opportuna sede, come si deve. La Corte Costituzionale potrebbe esprimersi, quasi certamente si esprimerà contro l'idea di consentire questi tipi di referendum. Ma non so quale sarà il responso della Corte Costituzionale, certo è che bisogna tenere presente sia il diritto italiano, dell'ordinamento interno, sia quello soprattutto del diritto internazionale, quelle norme alle quali l'Italia ha dato la propria adesione. Se la sua domanda è quanta fiducia abbiamo nella Corte Costituzionale italiana, non moltissima, temiamo che possa essere condizionata da quelle che sono ragioni politiche, visto che Renzi, Presidente del Consiglio, ha impugnato, lui in prima persona, ha impugnato quella che è la legge che indice il referendum per l'indipendenza, ma anche quella che indice il referendum per l'autonomia, le ha impugnate entrambe perché non vuole consentire ai veneti di esprimersi.